questa volta una buona notizia, perlomeno sembra esserlo. In effetti ci sarebbe la scoperta di due pianeti moltissimo simili al nostro pianeta Terra. E la cosa più buona è che sono vicini, stanno solo a 12 anni di distanza, diciamo, dal sistema solare, quindi diciamo che sono molto vicini in effetti e stanno nella costellazione dell'Ariete, quindi stanno proprio vicino. Molti scienziati pensano che, siccome già sono altamente abitabili, forse già potrebbero ospitare già forme di vita extraterrestre. Quindi, in effetti, sono due, tutte e due sono ottimi per la vita, diciamo, come sulla Terra. Quindi, diciamo che tutte e due hanno ottenuto un elevato indice di abitabilità, quindi che sono, diciamo, quelli più vicini al nostro pianeta. Quindi c'è stato un team di ricerca internazionale che ha fatto questa scoperta e quindi dopo mesi e mesi di scoperti, Danny, hanno trovato questi due corpi celesti che dovrebbero... Bravo Danny, vedi? Stai aggiornato pure tu, eh? Quindi diciamo che si tratta di due pianeti che orbitano vicino a una nana rossa e la temperatura sul pianeta sarebbe di 28 gradi, quindi una temperatura diciamo adatta alla vita. Quindi in effetti tutte e due sono altamente diciamo abitabili. Quindi ora si tratta solo di vedere se ci sta, diciamo, l'atmosfera, se c'è aria, però diciamo che le possibilità sono altissime. Diciamo che le temperature sono più o meno dai 0 gradi massimo ai 40 gradi. No, Danny, guarda, io l'ho letto poco fa su una rivista scientifica internazionale americana, ho fatto la traduzione e mi dice che la temperatura è compresa da 0 e 40 gradi centigradi e quindi molto probabilmente intorno ai 28 centigradi, quindi diciamo così, orbita in appena 4-5 giorni intorno alla propria stella. Quindi così ho trovato scritto e così ho fatto la traduzione e così diciamo è quello che ho letto io. Quindi purtroppo però come sempre non abbiamo i mezzi per arrivare lì perché 12 anni, anche se sembrano pochi, non abbiamo la tecnologia per arrivarci, quindi anche se fosse abitabile non arriveremo mai lì, quindi tutti e due sono rocciosi e hanno una massa uguale alla Terra. Quindi purtroppo la ricerca è questa qui. Ah, ecco qua Danni, io quello che devo vedere. La nana rossa ha una temperatura di 2700 gradi centigradi. Forse è questo che tu volevi dire, non il pianeta. Cioè la nana rossa, che sarebbe il Sole in effetti per questi due pianeti, ha una temperatura di 2700 centigradi. È una massa che è un decimo di quella del Sole. Forse questo tu hai letto e hai capito che il pianeta aveva 2700 gradi centigradi, invece no. Diciamo il Sole che diciamo questa nana rossa che orbita vicino a questi due pianeti ha questa temperatura, cioè di 2700 gradi centigradi. È 10, un decimo del Sole nostro in effetti. Però i due pianeti, cioè i due pianeti che sono vicino, che si chiamano Tegarden B e Tegarden C, l'hanno chiamati così, hanno una temperatura sul pianeta dai 0 ai 40 gradi, quindi oscilla, diciamo, tipo come qua, da 0 a 40 gradi, quindi ci può stare tranquillamente acqua allo stato solido come acqua allo stato normale, quindi ghiaccio, acqua liquida. Però devono vedere, purtroppo loro hanno fatto una stima che molto probabilmente
la temperatura si aggira sui 28 gradi centigradi. Quindi questo è quello che sono riuscito, diciamo, a tradurre su un sito di scienze americana che hanno fatto questa scoperta di questi due pianeti. Il fatto dei 2700 gradi è vero, però è la temperatura della nana rossa, non dei pianeti. Quello volevo dire. No, è così, Danny. Quindi puoi andare anche tu, vedi, trova su Google e trova e vedi che perlomeno la traduzione non l'ho sbagliata. Quindi diciamo, la nana rossa è di 2700 gradi centigradi e dice che c'era una massa di un decimo di quella del Sole. Invece i due pianeti, che sono Tegarden B e Tegarden C, hanno una temperatura compresa tra i 0 e i 40 gradi, quindi molto probabilmente prossimi ai 28 gradi più o meno. Quindi la traduzione è questa qui, l'ho ripetuta proprio mentre parlavo con te, è così comunque. Anche se l'inglese lo so, però l'ho voluto proprio decifrare col traduttore mentre sto a parlare con te, quindi in effetti 2700 gradi è vero, però è la temperatura della nana rossa che dà calore a questi due pianeti, come il nostro Sole, diciamo. Quindi ragazzi, può darsi che siano abitabili. Alessandro, quando vedi che esce questo Alessandro Feo che diciamo è un tuo sosia, clicca con la mano sopra il telefonino, col cellulare, non lo so che cosa usi, e segnalalo, capisci che voglio dire? Quando vedi che non hai commentato tu, vai lì su tre puntini e segnala. Se esce un problema, dici eh, account falsificato, capisci? Poi ti escono delle opzioni in effetti. Tu scrivi altro e scrivi diciamo account copiato. Oppure giustamente tu puoi dire anche, puoi fare un'email a YouTube che fai su un supporto di YouTube, dici sentite a me ultimamente mi capitano che stanno copiando il mio account, potete risolverlo e vedi che il supporto comunque te lo farà. Sì, sì, ma cerca di contattare il supporto, fai prima. Dici a me ultimamente mi capita che mi copiano l'account, che cosa posso fare? E vedi che cosa dicono. Un casino proprio, la gente proprio non ha che da fare davvero nella vita. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Quindi, purtroppo, questi pianeti, anche a soli 12 anni luce, sono per noi perlomeno non ci possiamo arrivare, ragazzi. Quindi, perlomeno per i prossimi 10-20 anni, non credo che avremo questa tecnologia a disposizione, a meno che gli amici e i nostri alieni non ce la diano loro. Ma non lo so, Alessa, questo è un, proprio, è un dubbio proprio. Dice perché? Bravo, non si sa il perché. Si divertono, che ti posso dire? Sta gente che si diverte a fare così, così posso capire, perché bravo, una spiegazione non ci sta, quindi si divertono. Per loro è un passatempo. Pure a me hanno clonato ultimamente, non ti preoccupare, quindi è una cosa... è tipo come un virus. Boh. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti. I due pianeti sono forse abitabili, forse ci sono gli extraterrestri lì. Il problema è che non ci possiamo andare, quindi il problema ragazzi, come sempre, rimane. Quindi abitabili o non abitabili, non ci potremmo arrivare. Quindi ciao Alfonso, buonasera. Quindi anche se sarebbero abitabili oppure ci stanno forme di vita aliena, perlomeno noi terrestri lì per il momento non ci possiamo arrivare. Quindi 12 anni luce per noi sono troppo. Quindi a meno che non qualche amico alieno dia una soluzione per come viaggiare alla velocità della luce oppure piegare lo spazio-tempo per ridurre diciamo il tempo stesso, a meno di questo non possiamo arrivare in 12 anni luce lì.
Sì, sì, qualche cunicolo in effetti che piega lo spazio e fa arrivare da un punto all'altro senza bisogno. È come un foglio che si piega e diciamo ci stanno con una penna, tu perfori il foglio, lo apri, si apre di nuovo e ci sta lo spazio che si è piegato in effetti e quindi tu passi dall'altra parte senza andare in lungo, piegando lo spazio. Quindi però queste cose qua sono cose proprio che stanno proprio al di sopra, di sopra, di sopra di noi, quindi sono cose impensabili perlomeno per adesso, forse fra 100 anni ragazzi è come una cosa normale, per ora è impossibile. Quindi non dico che è impossibile, però ci sta una teoria, però una cosa è la teoria e una cosa è la pratica. Cioè sappiamo che mettendo il punto A e il punto B, piegando un foglio, tu lo unisci, quindi tu passi da una parte all'altra piegando lo spazio-tempo e quindi arrivi subito. Poi lo spazio si distende un'altra volta e quindi ci sta di nuovo la distanza lunga. Quindi a parole sembra facile, però ci vogliono, a parte una teoria, ci vuole proprio un'equazione che risolva questo problema. E giustamente ci vorrebbe un'energia tipo come il buco nero, perché parliamoci chiaro, per piegare lo spazio-tempo occorre moltissima energia, tipo, tipo come la potenza di un buco nero, oppure qualcosa di veramente forte. Pensiamo a buco nero, no? Che arrivato, diciamo, alla linea, all'orizzonte. Sì, sì, ma che possiamo fare? Possiamo piangere, Alessandro? Fatti una risata, non la pensare. Diciamo, arrivato all'orizzonte degli eventi, il tempo si ferma, cioè si rallenta, cioè mentre lì passano 5 minuti, sulla Terra sono trascorsi 1000 anni, quindi vedi che potenza enorme c'è davanti a questo buco nero, che neanche la luce riesce a sfuggire adesso, quindi vedi che forza proprio mostruosa, diciamo così, che forse è la parola più adatta a dire. Quindi vedi la forza di un buco nero che giustamente attira la luce, cioè che viaggia alla velocità della luce, dal buco nero non passa neanche la velocità della luce, cioè da lì non passa nulla ragazzi, quindi ci vorrebbe una forza per generare questo spazio-tempo, quindi creare un wormhole, come si dice, cioè un cunicolo spazio-temporale per attraversare l'universo da una parte all'altra in poco tempo, quindi ci vorrebbe un'energia come sappiamo che esiste nel buco nero, come un quasar, come tipo un'esplosione di una supernova, una cosa di davvero mostruosa, cosa che secondo me non risolveremo mai. Sì, sì, il wormhole è quello lì che ci vorrebbe per passare da una parte all'altra, anche se a volte, la verità, io penso che il Sole sia questo wormhole. In effetti penso che il Sole sia come, diciamo, una porta verso un'altra dimensione, perché a volte io ho notato certi video che vedo che gli UFO entrano ed escono. Ma non sappiamo questi se sono UFO o no, però queste cose diciamo che io le vedo, quindi le osservo e quindi diciamo che potrebbe essere tipo come uno Stargate in effetti che ti fa passare da una parte all'altra. Però è solo per una cosa aliena, diciamo, qualcosa che va di sopra della nostra conoscenza. Quindi, come ho detto pure che Sole potrebbe essere. Matteo, guarda, io sono sempre stato un appassionato di scienze. A scuola andavo benissimo, in scienza avevo 9, 10, quindi astronomia, queste cose qua andavo benissimo a scuola. Poi ho fatto tutta un'altra cosa, vabbè, ma questa è un'altra cosa. Però tutte queste qui, partendo dall'atomo, da tutte le cose di scienze, queste le so proprio perché mi piace, quindi perciò ho fatto questo canale, perché parlo di cose che a me piacciono, capì? Quindi non mi risulta difficili. E quindi una cosa come quando cucino, ad esempio, io sono in effetti sono cuoco, aiuto cuoco, io quando cucino non è che mi viene difficile, cioè a me mi viene facile cucinare bene.
E così parlare di astronomia, di scienze, mi viene facile, non è una cosa per me difficile, perché sono cose che, ma da piccolo mi sono sempre affascinato all'atomo, alla materia, a tutte queste cose qui. Quindi, bravo, sono uno che apprende subito e quindi... Sì, sì, l'ho letta, quello di Sico Xavier, l'ho letto poco fa, proprio il 20 di luglio, sì. Poco fa stavo girando e ho trovato proprio questa notizia che stai dicendo tu. Quindi ragazzi, per il momento andare su questi pianeti, per noi perlomeno, non è possibile. Quindi a meno che non riescono a trovare, oppure gli amici alieni nostri ci diano questa... Ma guarda, la profezia è vero che... Guarda, io non ci credo tanto a queste profezie perché pure Maya, ogni volta la fine del mondo doveva arrivare non so da quando, come pure diciamo, come si chiamano, i testimoni di Geova hanno detto in effetti che la fine del mondo, ragazzi, l'hanno dato 50 volte, ma 50 volte non è andata mai bene, quindi fortunatamente, però. Quindi la profezia non lo so, non la vedo una cosa come la scienza, come l'astronomia, che sono cose, cioè, vere. Quindi diciamo, sì, sì, poi parleremo guarda, di Nemesis, in effetti il pianeta X, pianeta 9, come lo chiamano, qualche video lo farò, questo qui del famoso pianeta X, pianeta 9, poi ognuno ci ha dato un nome, Nibiru, poi ognuno l'ha chiamato in una maniera. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e ci sentiamo più tardi se ci sarà qualche argomento, qualche cosa, come sempre. A me mi piace parlare di queste cose, quindi ci sentiamo più tardi al massimo. Ciao a tutti ragazzi, ciao Matteo, ciao Avvocatella, ciao a tutti, ciao Alessà, ciao a tutti ragazzi.